Beh, insomma, quando si dice Brancato, dal 1984 a Siracusa, si parla sicuramente di un'istituzione non è eccessivo per quanto riguarda, in questo caso parliamo di dolci. State esponendo tra l'altro alcune chicche che hanno questo stile essenziale ma gustoso. Intanto parlo con... Sara Signorino, che sono la cuoca della pasticceria Brancato. Niente, si parla soprattutto di biscotti al pistacchio con una mousse al caffè, serviti anche con crostata al cioccolato, sempre con una delizia al caffè e anche una crostata alla ricotta con del pan di Spagna all'interno. Quindi sicuramente l'opportunità anche per chi viene a degustare di farsi un'idea poi sul tipo di scelta da fare, perché c'è l'imbarazzo quando si arriva lì da voi in maniera particolare. In vetrina veramente ognuno esprime anche la propria sensazione in base anche a quello che abbiamo, perché abbiamo le Don Camillo, le Sette Veli, abbiamo dalla biscotteria al classico semifreddo che sarebbe classico però alla fine è una delizia al palato. Io devo dire, non so se andrà in intervista o no, ma sulla Don Camillo si è sviluppata la mia immensa passione ed è veramente ormai irrinunciabile a fine di ogni cena importante. È vero, è vero. Grazie naturalmente al delizioso pistacchio di Bronte, ecco, quello sì, anche alla nostra manodopera naturalmente. A questo proposito, per diventare un punto di riferimento per gli acquirenti, in questo caso siracusani, ma non solo, perché so che comunque è un nome che gira anche altrove, è chiaro che la scelta deve essere necessariamente quella della qualità. Certo, senza dubbio. La pasticceria Brancato punta soprattutto per la qualità, per la bontà, per l'eccellenza, per il buon materiale, anche per la materia prima che vende.